Giovanni Dean, Associazioni Piccola Pesca Costiera Italiana, ultima giornata di questi Stati Generali della Pesca del Veneto, una sua sensazione su quanto si è svolto e su quanto si è proposto in questi giorni. Beh, io in particolare vengo dal Friuli Venezia Giulia, quindi la regione più a nord del distretto Alto Adriatico. E parliamo di piccola pesca costiera, è la pesca più antica, è la più tradizionale, è quella che ancora ha il maggior numero di addetti ed è quella più differenziata e più variegata. Spesso è anche quella più individualista, perché l'arte del pescatore qui è al suo massimo. Le proposte che facciamo sono quelle di far uscire dal sommerso questa attività e di aggregarla. Io porto l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, dove queste cose già esistono da anni. Tutti i pescatori della piccola pesca sono aggregati in organizzazioni produttori e c'è un consorzio di gestione della risorsa che con l'amministrazione regionale fa iniziative volte all'aumento della risorsa. Ecco, questa è la strada. Crediamo e questo è questo che verrà proposto qui oggi. Il punto debole di questo sono proprio i consorzi, perché sono consorzi differenti dai consorzi di gestione molluschi e quindi bisogna trovare la modalità di dare ai consorzi la possibilità di attuare effettivamente quello che ci si propone col piano di gestione. Benissimo, perfetto.